6,5 della scala Richter, durata 59 secondi, 990 morti e decine di paesi rasi al suolo. Questi sono i numeri del sisma che colpì il Friuli il 6 maggio 1976. L'epicentro del sisma si trova poco lontano dal paese di Gemona del Friuli. Il boato fu accidentalmente registrato da un ragazzo di Udine. Con un microfono stava cercando di riversare su musicassetta un vinile dei Pink Floyd. Per 59 secondi la Valle del Tagliamento tremò, distruggendo, radendo al suolo o danneggiando gravemente moltissimi comuni. Tutta la parte centro-settentrionale della regione fu colpita. Danni lievi si ebbero anche in Veneto e in Slovenia e la scossa provocò frane e smottamenti. Il sisma fu avvertito in tutta Italia centro-settentrionale, dal Veneto al Trentino fino a Roma. 100.000 persone rimasero senza una casa.